Wow! E beh, sì, è molto bello da vedere, no? Costa soltanto 220 euro. Ciao a tutti! Oggi voglio rispondere alla vostra domanda. Quale strumento acquistare per iniziare a studiare? Questo è il mio sassofono Yamaha 82Z Custom slaccato e questo è un sassofono acquistato in internet. Si presenta molto ben rifinito. Di solito i disegni sono sempre grossolani e fatti male, in realtà questi sono anche molto belli. Ho scelto questo nero e dorato perché semplicemente se non suonava lo mettevo come sopramobile e sono rimasto stupito positivamente. Chiaro, finché non si stareranno i tasti. Quando capiterà che lo strumento sfiata dai tasti e quindi fischia o perde la nota, bisognerà portarlo da un riparatore per calibrarlo con gli spessori a sughero. Sorvolando le caratteristiche di costruzione, perché alla fine i sassofoni economici chiaramente non possono essere paragonati a quelli professionali molto più costosi, devo dire che lo strumento è molto ben rifinito. La tastiera è arrivata stranamente già settata, quindi non serve recarsi subito da un riparatore per il settaggio dello strumento. Paragonandolo ad altri sassofoni economici, devo dire che sono rimasto positivamente colpito. Ma vi dirò di più, adesso lo paragoniamo al mio. Con la stessa imboccatura, lo stesso microfono radio collegato ad un normalissimo programma di registrazione. Sentiamo come suonano. Adesso sentiamo come suona il mio sax professionale. Dopo aver suonato per più di mezz'ora questo strumento posso dirvi che non è poi così male. È bello da vedere, suona discretamente bene, è leggermente calante nelle note basse, però per iniziare secondo me è più che sufficiente. Spero di esservi stato d'aiuto con questa piccola recensione di questo sassofono economico. Rivolgetevi sempre al vostro negoziante di fiducia dove potete toccare con mano lo strumento, lo potete sentire suonato magari da un professionista, così che sceglierete lo strumento che più vi piace. Detto questo, adesso provo a suonare come sempre un mio pezzo. Musica!